Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Ora in onda Pop Economia. Alessandra, a te la linea. Grazie Lorenzo, spero mi sentiate bene, facciamo un rodaggio in diretta. Lorenzo, ci senti bene? Mi senti bene? Sì, ti sento benissimo. Perfetto, allora possiamo partire. Bentornate amiche e amici di Radio Libertà, ascoltatrici e ascoltatori. Oggi è martedì 15 ottobre, sono le 16, poco più o poco meno, ma oggi vi prometto una puntata esplosiva, perché esplosivo e incandescente è il clima sul fronte economico. Si sta approvando in queste ore, stasera il Consiglio dei Ministri alle ore 20 sulla manovra. Lorenzo, però prima ti prego ripetiamo a beneficio di tutti, per chi vuole intervenire, i numeri di WhatsApp dei messaggi e i numeri famosissimi ormai per telefonare in diretta con noi. Allora, per chi vuole mandare un messaggio su WhatsApp, il numero è 340 570 9659. Se invece volete intervenire in diretta, il numero da chiamare è lo 02 9294 7222. Grazie Lorenzo, forte e chiaro. Allora, alle 20, come dicevo, CDM, il documento programmatico di bilancio UE deve venire approvato e sarà anche discusso lo schema di disegno di legge della legge di bilancio vera e propria, quindi il documento dei documenti importantissimo. Ma oggi la nostra attenzione, i nostri microfoni sono tutti dedicati, oggi come ogni martedì, al caso che fa rumore, il caso Stellantis, e cioè a quella parte produttiva del paese, a quella parte, chi lavora, chi si sporca le mani, chi soffre per il lavoro, che si è staccata improvvisamente a questo distacco tra questa parte produttiva e i vertici dell'azienda Carlos Tavares e allo scontro Carlos Tavares con la politica. Settimana scorsa, pochi giorni fa, audizione in Commissione Industria, sono state scintille, non è un rumors. Ci sarà, è stato rivendicato, è stato ribadito lo sciopero generale il 18 ottobre, il sciopero generale auto, e pochi giorni fa Tavares ha detto così: non abbandoneremo l'Italia, ma servono, udite udite, più incentivi, apriti cielo, della politica e di Confindustria, che esplodono. E poi ancora, non escludiamo tagli, che significa, tradotto in maniera molto semplice, licenziamenti. Vi è noto questo termine? E allora sono molto contenta oggi di avere chi lavora davvero qui in collegamento con noi da Pomigliano d'Arco, Salvatore Silvestro, operaio, mi correggerà lui se sbaglio, reparto montaggio tonale. Eccoci Salvatore, benvenuto qui a Pop Economia su Radio Libertà. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, e vedo collegato il segretario nazionale dell'UGL dei Metalmeccanici, che ci ha accompagnato anche martedì scorso, Antonio Spera. Benvenuto, ben ritrovato. Buonasera, purtroppo io ho i tempi contingentati perché siamo nello stabilimento Ilva di Taranto con il ministro Urso per l'inaugurazione e l'accensione dell'altoforno 1, quindi purtroppo mi dovrò assentare. Va bene, mi dice lei quando in diretta deve andare via, io la libero, quindi spero 5 minuti rimarrà con noi, anzi se subito ci dipinge un quadretto di quello che sta succedendo, però prima voglio dare il benvenuto naturalmente al nostro faro per l'economia, il professor Marcello Gualtieri. Ben ritrovato, prof. Buonasera Alessandra, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Economista e columnist di Italia Oggi. Allora, cominciamo con Antonio Spera, segretario. Quindi lì ex Ilva di Taranto, quindi anche lì clima bollente, no? Ricordiamo tutta la vicenda. Che cosa sta succedendo? Accensione dell'altoforno, qual è il clima e chi c'è? Ma oggi diciamo c'è il ministro Urso con le autorità. La voce un tantino più alta, altrimenti non riusciamo. C'è il ministro Urso con tutte quante le autorità, un giorno importante perché riparte l'altoforno 1 che era da un po' di mesi che era spento, quindi dovrà dare carica ed aumentare la produzione degli impianti di Taranto. Naturalmente è ancora in corso una fase praticamente di manifestazione di interesse di diverse multinazionali e verso novembre sicuramente si potrebbe iniziare a definire chi potrebbe essere
l'azienda, la multinazionale che potrebbe presentare una manifestazione di interesse vincolante per il rilancio del siderurgico. Lei ci crede, segretario? Ci sono buone novità su questo, buoni propositi o soltanto promesse? Ma diciamo che c'è stato un cambio di passo rispetto alla vecchia governance, soprattutto da quello che era scaturito con l'acquisizione di ArcelorMittal, quando c'era anche parte del governo che doveva controllare con i propri commissari. In tanti anni non hanno mai controllato niente. Se si andava in quella direzione, praticamente questo siderurgico sarebbe stato portato alla distruzione, perché l'intento di ArcelorMittal era di togliere un competitor di mezzo. Questo ormai era abbastanza chiaro a tutti, quindi con la nostra insistenza, con l'intervento del governo, praticamente si è riusciti a togliere lo stabilimento ai Mittal. Ecco, per lo sciopero generale delle auto il 18 ottobre, ci conferma e che cosa può dirci? E poi la libero subito e diamo la parola a Salvatore Silvestro. Ma noi abbiamo creato una mobilitazione su 7 piazze in 7 regioni, quindi partendo da Napoli, Potenza, Termoli, Piedimonte San Germano, Bari, importante, dove c'è anche l'insediamento della Bosch, dove concluderemo con la manifestazione a Torino, dove avremo anche un corteo. È chiaro che noi vogliamo dare un segnale importante per quanto riguarda il mondo dell'automobile, che in questo momento è completamente in ginocchio. Bene, allora noi seguiremo ovviamente le evoluzioni e l'aspetto martedì prossimo per il solito consueto focus su Stellantis. Grazie. Grazie, mi scuso con tutti. Grazie, segretario, grazie a lei. Grazie a lei. E allora, Salvatore, come stai innanzitutto? Ciao Alessandra, tutto bene? Tutto bene. Hai sentito cosa ho detto prima? Non escludo tagli. Tavares minaccia tagli, che significa, l'ho detto molto chiaramente, licenziamenti. Come vivi questo momento? Qual è il clima lì? Raccontaci la reale situazione. Alessandra, il clima è molto alto, anche perché dopo questa affermazione diciamo che siamo molto più preoccupati, poiché nell'ultimo anno Tavares con la sua linea già sta effettuando tagli, poiché incentivare i licenziamenti o i prepensionamenti per me sono comunque dei tagli. Non c'è bisogno ancora di tagliare. Noi negli ultimi anni stiamo avendo a un prepensionamento incentivato con soldi che purtroppo Tavares ci sta prendendo stesso dalla vendita dei nostri capannoni. Noi al sito di Pomigliano abbiamo ridotto la capienza strutturale più del 40%. Questo è molto preoccupante. Se si incentiva il prepensionamento, poiché noi a Pomigliano non abbiamo assunzioni dal 2006. Noi abbiamo le persone dell'89 che sono i più vecchi che stanno in fabbrica e abbiamo un'età media di 50 anni. Quindi giovani che sulle catene di montaggio è tanto. Tu dicevi, Tavares prende i soldi dai nostri capannoni, hai detto, ho capito bene? Certo, noi negli ultimi anni abbiamo venduto molti capannoni, circa il 40% della struttura dei capannoni della fabbrica. Noi li abbiamo venduti ad altre società e con questi soldi noi stiamo incentivando le persone a licenziarsi. Senti, che cosa è successo a dicembre, Salvatore? Tu mi accennavi qualcosa. E poi cosa è successo a marzo? Certo, noi dopo circa 12 anni di cassa integrazione, dove lo stipendio medio di operai si aggirava intorno agli 800.000 euro, siamo ritornati in una piena occupazione detta dall'azienda per dicembre, dove a Pomigliano c'erano circa 1.000 trasfertisti, quindi parliamo di una produzione bella consistente. Arriviamo a dicembre dove dovevamo terminare diciamo i sussidi da parte dello Stato, mentre a marzo siamo ricaduti di nuovo nella cassa integrazione. Luglio abbiamo fatto circa 11 giorni di cassa integrazione con una perdita del 30% dello stipendio. Quindi tu in sostanza quanti giorni hai lavorato, Salvatore? Quanti giorni realmente di lavoro hai avuto? Allora, a luglio ho fatto 11 giorni di cassa integrazione con una perdita di circa 450 euro sul mio stipendio. Oggi
che stiamo ad ottobre, l'azienda ci aveva comunicato già settimane di cassa integrazione intere. È vero che ci sta togliendo qualcosa, ma noi da programma questo mese faremo 8 giorni di cassa integrazione se continuiamo così. La cosa brutta è che noi non abbiamo un programma, cioè nel senso che molto spesso arrivano messaggi alle 12 per il turno di pomeriggio, che non dobbiamo andare al lavoro, quindi anche diciamo, tutta questa nostra preoccupazione si porta anche in famiglia, cioè noi non stiamo vivendo bene questo periodo. Questa è la cosa brutta, portare a casa i problemi aziendali. Salvatore, ti posso chiedere quanto guadagni tu adesso realmente? Allora, lo stipendio a pieno regime stiamo intorno ai 1.650 euro. Pensa che la maggior parte dei miei colleghi sono monoredditi e pagare un pigione di circa 500-600 euro al mese su una paga di 1.200 è difficile andare avanti. Io penso ai miei colleghi che a settembre con uno stipendio degustato dovuto alla cassa integrazione hanno dovuto fare spese per mandare i figli a scuola. Questo è quello che mi preoccupa. Quante e quali rinunce tu devi fare, per esempio, nel tuo ménage familiare, nella tua famiglia? Cosa devi rinunciare? Cosa è quello che vorresti e non ti puoi comprare? Certo, un'uscita in più con mia moglie, con i miei figli. Se i miei figli giustamente hanno bisogno di un paio di scarpe in più, molto spesso dobbiamo rinviarli. Poiché quel mese ho fatto più cassa integrazione e quindi ho avuto lo stipendio degustato di questi soldi. Senti, vengono i vertici dell'azienda lì a Pomigliano, per esempio Tavares è venuto lì da voi, ha parlato con voi, ha interloquito con voi, che cosa vi ha detto, che cosa vi ha promesso, che cosa non vi ha detto? Allora, partiamo dal fatto che è da parecchio che non viene, se sarà venuto una sola volta Tavares a Pomigliano, io parlo del sito di Pomigliano. Sito di Pomigliano, certo. Noi anche dai giornali molto spesso apprendiamo a delle notizie, delle nuove vetture, delle nuove commesse, ma nella realtà noi non vediamo niente, vediamo solo vendite di capannoni e man mano restringerci in uno spazio limitato. Questo è quello che noi stiamo vivendo a Pomigliano. Nell'ultimo anno specialmente noi non la stiamo vivendo bene. Ti ripeto, l'anno scorso avevamo 1000 trasfertisti a Pomigliano, quindi si pensava ad un rilancio, ad un'affermazione produttiva che purtroppo in un mese all'altro è decaduta completamente, poiché noi non siamo programmati per un futuro elettrico. Noi a Pomigliano non facciamo auto elettriche, solo abbiamo 2 modelli. Il Tonale, che oggi sta lavorando su un solo turno, con una produzione media di 150 vetture al giorno. E la Panda su 2 modelli che c'è stato un ridimensionamento, poiché tutte e 2 sono al massimo ibride, ma non abbiamo niente di elettrico. Niente di elettrico. Tavares ha rilanciato, è andato di ibrido in questi giorni, forse per salvare un po' la faccia, non so, ma ha rilanciato la produzione della 500 elettrica a Mirafiori, avrai sentito, no? Certo, abbiamo risentito, poi abbiamo anche sentito che anche Torino sta nella cassa integrazione ed è programmato fino al 4 novembre. Cioè di cosa parliamo? Che rilancio di produzione è se un mese continuo gli operai stanno a casa? La stessa cosa sta succedendo a Melfi. Lo stesso, stanno lavorando 1 o 2 giorni a settimana. Cassino, che oggi ho saputo che dopo l'assemblea è di Monte San Germano. Certo, è partito uno sciopero spontaneo. Cioè, ormai questi sono i livelli degli stabilimenti italiani e di come l'operaio sta vivendo tutta questa situazione, perché non è bello avere notizie dai giornali o dalle notizie ANSI. Cioè, questa è una cosa bruttissima. Quindi nessuno dei vertici dell'azienda interloquisce con voi, nessuno viene lì a trovarvi, nessuno vi parla frontalmente. No, solo per fare le passerelle quando vengono, ma non per un reale, una reale, cioè che ci dicano voi da domani produrrete questo tipo di vettura. Anche fra 2 anni, fra 3 anni, sappiamo che noi per 2 anni dovremmo fare dei sacrifici, invece no, non abbiamo questa certezza. E allora, lo dicevo in apertura, sono 11.000, secondo le stime, gli addetti persi negli ultimi anni.
e sono 25.000 i posti a rischio nel 2025, quelli stimati da Cislefim, l'ho detto anche nelle altre puntate, lo ribadirò fino allo sfinimento. L'altro giorno, giorni fa, c'è stata un'audizione in Commissione Industria dove sono volate davvero parole forti, ci sono state scintille, tutta la politica a livello bipartisan è contro Tavares. Ti chiedo, Salvatore, da questa radio, da questi microfoni, vuoi chiedere qualcosa tu alla politica, sperando che qualcuno ci ascolti, ma sono sicura che qualcuno ci ascolterà? Certo, noi come operai chiediamo un tavolo ministeriale dove però questa volta veramente ci siano tutte le istituzioni, dall'azienda al sindacato e al governo, con la persona del Presidente del Consiglio. Noi chiediamo l'intervento del Presidente del Consiglio e anche azienda, dove l'azienda, nella persona di Tavares, ci dia una certezza, non solo propaganda e solo annunci. Un tavolo tutti insieme, riuniti, insieme alla Presidente del Consiglio e ai ministri, chiamiamo così, competenti. Prego, Salvatore? Solo così possiamo avere la certezza del nostro futuro, con un tavolo permanente dove ci siano tutte le istituzioni però attorno a quel tavolo. E i vertici dell'azienda, compreso Carlos Tavares o no? E certo, anche con Tavares, specialmente lui, che ci venga a dire cosa vuole fare in Italia. Ad oggi noi vediamo solo il nulla, vediamo solo che lui sta portando al ridimensionamento dei poli in Italia. Allora, professor Gualtieri, sta ascoltando, immagino, no? Ci sente bene? C'è un audio potente la voce di Salvatore, è potente ciò che dice, ma anche disarmante. Mi veniva in mente una cosa, no? Stavo rileggendo alcuni pezzi, alcuni articoli. Quel che è male per Torino è sempre male per l'Italia. Quel che va bene per la Fiat va bene per l'Italia. Era l'avvocato Gianni Agnelli che lo diceva. Questo significa che l'economia italiana tira quando tutto va bene, no? In questi due ambiti paralleli aumenterebbero le esportazioni, aumenterebbero il reddito, la crescita, però non è più così, è un'epoca completamente tramontata, lo dicevamo con Buddy Fox l'altro giorno, le differenze tra Marchionne e Tavares. In sostanza, Salvatore ci porta sulle questioni concrete dell'economia reale, quindi che dice? Sì, direi che è un'epoca definitivamente tramontata. Voce, professore, più alta. È un'epoca definitivamente tramontata, in primo luogo perché Stellantis non è più un'azienda italiana, è una grande multinazionale. Il suo core business non è in Italia, non è neanche in Europa, ma è negli Stati Uniti. Quindi Stellantis, mi scusi, ha già abbandonato l'Italia, come dicevamo con Buddy, già da molto tempo. Esatto, perché i problemi più grossi per Stellantis vengono proprio dagli Stati Uniti, e se poi abbiamo un attimo posso anche darti un paio di dati. Sì. Che cosa di quello che dice Tavares io condivido solo l'unica cosa, per il resto è tutto da cestinare come chiacchiere distintivo, come si dice nel famoso film. L'unica cosa che condivido di quello che dice Tavares è che non si può mantenere questa situazione di ambiguità tra elettrico e non elettrico, perché mantenere entrambe le tecnologie affossa i conti in maniera insanabile. Quindi che si scelga, e una volta che si è scelto si va avanti per quella strada. Perché mi scusi professore, ma sugli incentivi, perché per esempio anche il presidente di Confindustria si è pronunciato, ha detto è davvero una cosa sciocca anche chiedere gli incentivi, no? Cioè è assurdo, perché chiedere gli incentivi che cosa comporterebbe economicamente? Scusa, finisco il mio ragionamento e arrivo subito agli incentivi. Questa è l'unica cosa che condivido di quello che ha detto Tavares. Ed è chiaro. Bisogna scegliere, perché si può investire solo in uno, in due non si riesce a investire. Si fanno troppe diseconomie. Detto questo, tutto il resto che ha detto Tavares è chiacchiere distintivo. In primo luogo il discorso degli incentivi, perché gli incentivi che sono stati dati in maniera cospicua negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sono stati a fronte di promesse e di chiacchiere mai mantenute. Devo dire che nell'audizione parlamentare quello che mi è piaciuto più di tutti è stato Carlo Calenda,
e anche Marattini. Calenda alla fine ha detto chiaramente: ci avete raccontato un sacco di cose false, ho usato proprio questo termine, siamo contrari a qualunque singolo euro dato sotto qualunque forma, incentivo o qualunque altra cosa, se non a fronte di un piano industriale scritto e sottoscritto, perché le chiacchiere sono state clamorosamente disattese da Stellantis. Vengo al nocciolo del problema. Stellantis vive una situazione di grandissima crisi, soprattutto negli Stati Uniti, laddove nei confronti dei suoi competitor ha un eccesso di produzione che non riesce a smaltire. Questo fa traballare completamente i conti di Stellantis, perché c'è piazzale pieni e dei tempi di smaltimento di gran lunga superiori a quelli dei suoi competitor. Ciò però non ha impedito a Stellantis di distribuire dividendi miliardari ai suoi azionisti. Ora, come tu sai, io sono un liberista, quindi se ci sono degli utili è giusto che vengano distribuiti i dividendi ed è il motore dell'economia. Ma non possiamo distribuire circa 5 miliardi di dividendi nell'ultimo anno e poi chiedere gli incentivi, perché questi incentivi non sono altro che una droga del mercato, una droga che una volta finiti gli incentivi finiscono le vendite, questo si è capito, e che prima degli incentivi non ci sono vendite perché tutti aspettano gli incentivi, e dopo gli incentivi non ci sono vendite perché uno si sente preso in giro perché sono finiti i suoi incentivi. Quindi mettendo assieme prima, durante e dopo, l'effetto dell'incentivo sulla vendita totale di auto è sostanzialmente nullo, mentre è pesantissimo il trasferimento di ricchezze dai contribuenti, no? Perché quando noi diciamo lo Stato dobbiamo dire dai contribuenti a Stellantis. Quindi, in sintesi, i sacrifici, professore, tanto per citare quella parolina che ci fa venire l'orticaria, i sacrifici sono quelli dei contribuenti. Allora, purtroppo devo dire che l'Italia, la produzione industriale italiana di Stellantis è un granello in un meccanismo, in un ingranaggio. Corre veramente il rischio di essere stritolato e se non c'è una svolta radicale, direi anche nel management, perché vi ricordavamo l'altra volta che Tavares non è Marchionne. Purtroppo non c'è niente da fare. Sembra evidente. Manca di visione, posso dirlo, mi sembra un piazzista. Cioè uno che si presenta soltanto e sempre solo per chiedere incentivi, e incentivi, è come chiedere soldi, dammi dei soldi, ma qual è il tuo progetto industriale? Qual è il tuo piano industriale? Come diceva Salvatore, non abbiamo un piano, non abbiamo qualcosa su cui puntare, su cui guardare, cioè manca una prospettiva. Ecco, Salvatore, tu che cosa ne pensi? Tavares, secondo me, non ha un piano, non ha una via di uscita. E questo l'abbiamo capito, però, professore, anche gli Agnelli, anche gli Elkann non è che ci sono andati proprio bene, perché la proprietà l'hanno completamente abbandonata. Quanto sarebbe bello invece sentirli vicini? E quanto era bello prima sentire la proprietà vicina, Salvatore? Tu forse questo non l'hai potuto sapere perché sei giovanissimo. Scusa, finisco. Gli Elkann sono degli investitori, come dire, puramente finanziari, non sono degli industriali. Non gliene importa niente, perché se Stellantis invece di fare macchine fa cioccolatini e loro hanno i dividendi, per loro è la stessa cosa. Però sono gli industriali. Però John Elkann qualche girettino prima in qualche fabbrica se lo faceva, no? Almeno mi è parso di vedere, mi è parso di leggere. Sì, negli stand, nei box della Ferrari al Gran Premio. Nei box della Ferrari. Sì, nei box della Ferrari, che non è Stellantis, è di Exor. Sono d'accordo con il professore, non hanno un piano preciso, o meglio, propaganda per avere gli incentivi, ma di certo per noi non c'è niente ad oggi. Non c'è niente. Voi non avete nessuna speranza quindi su questa proprietà, su questi dirigenti, su questo CEO, vero? No, sinceramente come operaio ti dico di no. Oggi non c'ho nessuna certezza per il futuro. Quindi diciamo dove poter puntare, forse la politica ci può dare una mano, insisto su questo, perché è l'unica interlocutrice a questo punto. Sì, chiediamo un aiuto alla politica, però già con il sussidio, con la cassa integrazione, credo che la politica la sua parte la sta facendo. Adesso è l'azienda che non deve prendere solo il sussidio, ma investire con questi soldi.
Anche Professore- perché che io sappia diciamo, gli azionisti a fine d'anno comunque loro riescono ad avere il loro guadagno. In perdita siamo noi operai. Ma di sussidi non si vive, professore, no? Non si può andare avanti con i sussidi, no? Perché economicamente il sussidio non vale proprio un bel niente. Allora, si è capito che il sussidio, cioè l'incentivo, e questo non lo dico da un punto di vista accademico, lo dico da un punto di vista concreto e Reale, operativo, pratico. avendo parlato con molti operatori del settore. Che cosa succede concretamente nelle vendite del mercato? Quando si annuncia, quando si pensa che ci sarà un sussidio, un incentivo, non si vende più niente perché tutti quanti aspettano che ci sia l'incentivo. A questo punto i venditori di auto sono costretti a farsi da solo l'incentivo e dire: guarda, pur di vendere, lo Stato cosa ti dà? 3.000 euro, ti faccio lo sconto di 3.000 euro. Punto. Arriva l'incentivo, i 3.000 euro che non è che il produttore fa un altro sconto per l'incentivo, riporta il suo prezzo a quello iniziale e i 3.000 euro invece di rimetterceli lui ce li rimettono i contribuenti. L'effetto di questo pacchetto sul totale delle vendite, prima dell'incentivo, durante l'incentivo, dopo l'incentivo, è zero. Non c'è nessun effetto di lungo periodo. Certo, posso avere una piccola fiammata, ma che viene immediatamente riassorbita nel momento in cui non c'è più l'incentivo, perché io che devo cambiare la macchina, non c'è l'incentivo, non me la cambio più. Ma poi possiamo dire una cosa con grande schiettezza: chi è che decide di comprare una macchina, di cambiare con quello che costa oggi una macchina, sulla base di un incentivo di 2, 3, 4 mila euro? Chi decide? Se io devo cambiare la macchina, la cambio, certo, se c'è lo sconto di 3.000, 4.000 euro sono sicuro, ma non è che se non la voglio cambiare, non la devo cambiare con 3.000 euro di sconto, decido di cambiare la macchina che magari ne costa 25.000, perché comunque ce ne sono altri 22 che ci devo mettere. Quindi, cioè, voglio dire, è un finto problema, è una finta soluzione. È un finto problema, Salvatore? Sì. È mandare il discorso fuori dai binari. Certo, sì, è un finto problema, anche perché comunque gli incentivi sono momentanei, non sono permanenti. Basta, l'incentivo è temporaneo, prima non c'è, dopo non c'è, cosa rimane in mezzo? Cosa rimane in mezzo? Non ha veramente senso. Il problema è la mancanza di una strategia chiara di Stellantis, strategia che, ripeto, per Stellantis può solo partire dagli Stati Uniti. Cioè, quando ha chiarito che negli Stati Uniti Stellantis produce 4 marchi negli Stati Uniti, probabilmente sono troppi, li deve ridurre a 3 o forse a 2. Nel senso che a quel punto, non so, io ovviamente non sono in grado di fare il piano industriale di Stellantis, ma a quel punto inizio ad avere una visione di un piano industriale. Se invece la mia visione del piano industriale è andare in Parlamento e dire: siccome costa troppo produrre le auto elettriche, voi dovete incentivare i consumi, cioè questo non è un piano industriale, questo è un piazzista. Allora, professore, il cui stipendio è 38 milioni di euro all'anno. Ripetiamo? Non ho sentito bene perché non mi arriva bene questa voce, questa cifra. 38 milioni di euro all'anno per fare il piazzista. Tu quanto guadagni lo vuoi ripetere, Salvatore? Scusami, per favore. A pieno regime 1.650. E adesso? E adesso con la cassa integrazione un 1.200 euro. 1.200 euro. Se potessi avere, professore, 1.000-2.000 euro al mese, no? Mi verrebbe da dire, Sì. 1.200 euro, che cosa ci fa una persona che ha una famiglia e magari con un coniuge che non ha il lavoro, che ha perso il lavoro? Cosa ci fa con 1.000-1.200 euro, professore? Cosa ci fa? Niente, siamo a livelli di mera sopravvivenza. E qui siamo sull'economia reale, sul carrello della spesa, con l'inflazione che aumenta, in una giornata poi dove il debito pubblico, professore, l'ultima parola è la sua, torna a salire ad agosto più di 11,9 miliardi, quindi sfonda il tetto di la soglia psicologica di? Ti posso dire che siamo vicinissimi alla soglia psicologica dei 3.000 miliardi, come ha detto oggi Banca d'Italia. Siamo veramente vicini. In questo momento, leggendo il contatore sul nostro sito di riferimento, abbiamo che il nostro debito pubblico è 2.945 miliardi, 192 milioni e rotti. Ecco, che cosa significa? Cosa grava sulla testa di ogni italiano? Lo vogliamo ridire giusto così per farlo capire ancora meglio? Bisognerebbe fare una divisione di questi 3.000 miliardi diviso
i 59 milioni di italiani, o se vogliamo escludere centenari e neonati potremmo dividerlo tra il numero dei contribuenti. Diciamo che sono circa 40.000 euro a testa, quindi una famiglia di 4 persone, cioè 160.000 euro di debito che poi sarà pagato solo in un modo, con le tasse degli italiani, perché a fronte di questo debito monstre non abbiamo altra possibilità, non esiste nessun'altra possibilità se non quella di farlo pagare con le tasse degli Agli italiani. Ecco, lei è molto realista, più realista del re, ma il ministro Giorgetti giorni fa lo ha detto, i sacrifici, lo diciamo anche nella puntata scorsa, non saranno per tutti, e ha chiesto anche ai comuni dove devo tagliare, ditemelo, altrimenti faccio io, e ce ne sarà per tutti voi, perché i sacrifici, adesso parlavamo di Stellantis, parlavamo di Tavares, chi li deve fare, professore? I banchieri, i CEO, i super ricchi, o li devono fare le persone che lavorano e si sporcano le mani tutti i giorni, gli operai e tutte le persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese? Alessandra, io la vedrei Io sono in un'altra molto maniera. così, out in Sì, questo, professore, mi scusi, sì, ma sì, sono sì. molto No, io in tranchant. un'altra maniera. Cioè io sono anche disponibile a fare dei sacrifici a condizioni che ci sia un piano, come per Stellantis, così per il Paese. Io posso anche sobbarcarmi dei sacrifici a condizione che vedo la luce in fondo al tunnel, vedo un percorso chiaro, vedo qualche cosa di razionale e di convincente che da fare. Chiedere così dei sacrifici, come dire, sulla fiducia, mi ricordo tanto, diamo l'oro alla patria. Saresti tu disposto, Salvatore, a fare qualche sacrificio in più, se ci fosse davvero un planning, un piano, un futuro? Guarda Alessandra, che noi l'abbiamo fatto. Noi nel 2011 abbiamo firmato, cioè i sindacati hanno firmato un patto per il futuro di Pomigliano, dove gli operai hanno perso tanto. Quindi noi già abbiamo dato per un futuro che però è durato solo una decina d'anni. Adesso siamo anche disposti a fare altri sacrifici, ma come già lo stiamo facendo, perché vivendo con la cassa integrazione, noi i sacrifici già li stiamo facendo. È molto molto chiaro quello che tu dici, Salvatore. Io ti aspetto di nuovo qui in trasmissione quando vorrai venire, quando vorrai parlare con noi, quando vorrai chiedere qualcosa. Noi siamo qui, io sono qui, ti aspetto sempre. Dedicherò ogni martedì un piccolo focus alla vicenda Stellantis, perché è una vicenda... Prego. Io vi ringrazio per tenere accesi i riflettori sulla nostra situazione, che non è solo Pomigliano. Io voglio precisare che non è solo Pomigliano, che ci sono altri stabilimenti in Italia dove Stellantis sta facendo la stessa cosa. Certamente. Quindi non è un fatto di uno singolo stabilimento, ma proprio degli interi stabilimenti Fiat. Perciò dicevo, Fiat oggi Stellantis. È una vicenda che investe noi, l'intero paese. La Fiat è qualcosa di importantissimo, si identifica moltissimo con gli italiani. Stellantis è una cosa successiva, ma è la parte produttiva del paese che si sta scontrando contro qualcosa di più forte, qualcosa che non si vede, appunto, perché la proprietà non c'è. La parte produttiva del paese siete voi. Daremo sempre i microfoni a tutti coloro che vorranno intervenire. Grazie per adesso, Salvatore. Grazie. Professore. Mille. Il tempo è volato anche oggi, siamo ai 34, la ringrazio, la saluto, ci vediamo martedì prossimo. Grazie, buona serata. Buona serata a tutti. Grazie. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande.
Che stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, te la linea. Grazie Lorenzo, tutto perfetto, scorre oggi ed è un piacere ritrovare ai nostri microfoni, sulle nostre frequenze, il generale e già capo della Folgore, Marco Bertolini. Ben ritrovato generale, benvenuto. Buonasera. Buonasera a lei. E in collegamento qui da Roma la condirettrice di AGC News, agenzia geopolitica, analista geopolitica, Graziella Giangiulio. Buonasera, bentrovati a tutti. E allora generale, tutto il rumore fortissimo dello scenario internazionale. Traccio 2 righe, un piccolo quadretto. I caschi blu non arretrano nonostante gli inviti reiterati di Netanyahu. UNIFIL manterrà lì le posizioni proprio lì dov'è. Lo ha confermato Guterres oggi. E poi ci sono le ultime notizie, stavo guardando le agenzie, il lancio ovviamente di razzi di Hamas contro Israele diretti verso Haifa, e questo già da un po' di giorni dura. E intanto, la notizia è di ieri, l'esercito israeliano ha annunciato che il capo dell'aviazione di Hamas, quello che pianificò l'infiltrazione in Israele di parapendio e droni, è stato ucciso in un attacco aereo a settembre. Allora, volevo chiederle questo, sul piano militare andiamo, su quello strategico. Israele, crede lei ritiene stia facendo bene, stia funzionando questo piano? E mi riferisco alle dichiarazioni di qualche giorno fa dell'ex ministro israeliano Bennett, che dice così: bisogna agire ora, cioè battere il ferro in sostanza quando è caldo, perché bisogna agire subito per colpire la testa della piovra del terrore. È così? Israele sta facendo bene, sta funzionando questa strategia? E mi riferisco ovviamente anche alle decapitazioni di Hezbollah, no? Il vertice del terrorismo nel blitz fatto da Israele. Prego, generale. Mi astengo da ogni valutazione di carattere morale sull'affermazione che lei ha detto, la piovra e così via. Questo, diciamo, beh, citavo Bennett, appunto, Bennett. È comprensibile che Bennett è comprensibile che Bennett possa usare questi termini, ma noi non siamo a causa. Da un punto di vista tecnico, io vedo che Israele, dopo l'operazione a Gaza, che ancora non ha conseguito il risultato che almeno ufficialmente si proponeva, vale a dire la liberazione degli ostaggi, ce ne sono ancora un centinaio trattenuti, ma era chiaro fin dall'inizio che non si possono liberare degli ostaggi con un'azione militare del tipo di quella che è stata fatta, vale a dire intervenendo con intensi bombardamenti e distruggendo diciamo, i centri abitati. Adesso è impegnata anche in Libano. In Libano ha condotto una campagna aerea importante. È vero che ci sono i missili di Hezbollah che colpiscono in Israele, ma è anche vero che l'aeronautica israeliana appunto ha colpito il Libano non soltanto nella fascia meridionale, ha colpito Beirut. Beirut è una città che dai tempi della guerra civile ne ha passate di cotte e di crude da parte delle varie fazioni
che partecipavano a questa guerra civile, da parte degli israeliani, da parte dei siriani. Adesso ricominciano le istruzioni. Si era ricostruita a fatica, era diventata una città anche elegante, direi di stile occidentale. Adesso probabilmente è tornata in condizioni molto, molto precarie. Quindi il discorso fanno bene o fanno male, io non sono in grado di dirlo. Io le posso dire una cosa, che a mio modo di vedere Israele, che ha sicuramente uno strapotere tecnologico rispetto ai suoi avversari, che sono i palestinesi ed Hezbollah, che non sono palestinesi, sono sciiti libanesi, è in grado certamente di colpire e di distruggere senza avere un'opposizione efficace. Non c'è una contraerea come quella che vediamo in azione in Ucraina, tanto per intenderci, che possa mettere a rischio i suoi apparecchi. Ma un conto è distruggere, un conto è poi occupare, un conto sarebbe poi ricostruire dopo. Per occupare, per mantenere il controllo del territorio ci vogliono gli uomini, e Israele è un paese di 8 milioni di abitanti. Un paese di 8 milioni di abitanti che adesso ha mobilitato molte forze per questa operazione terrestre nel sud del Libano, che appunto però non va avanti, è andata avanti di qualche centinaio di metri, ma Hezbollah evidentemente, nonostante tutte le botte che ha preso, una volta c'era una pubblicità che diceva così, ha sempre una buona la sera. decapitazione, diciamo, del suo vertice. La decapitazione, però Hezbollah continua a combattere, e infatti questa invasione non riesce a sfondare. Però le dicevo, nel lungo periodo non mi sembra uno sforzo sostenibile, soprattutto se si impiegano le forze di terra. E le forze di terra sono indispensabili, perché senza le forze di terra il nemico che si vuole distruggere, soprattutto in guerre come quelle di questo genere, nelle quali Hamas è espressione di una popolazione, quella palestinese di Gaza o anche della Cisgiordania adesso. Hezbollah è espressione della popolazione sciita libanese. Quindi questi movimenti sono destinati a risorgere, e anzi con un livello probabilmente di odio ancora maggiore, a meno che uno non rimanga lì. Ma ripeto, avrà Israele la forza di rimanere lì? Io onestamente non lo credo. AGC News, generale Bertolini, rappresentato qui, un'agenzia geopolitica che spesso io consulto e che è rappresentato qui da Graziella Giangiulio, oggi ci regala questo titolo. Vogliamo vederlo insieme. Israele punta ad un intervento ONU in stile Corea. Ora ci spiega Graziella, perché voi, Graziella, ieri siete stati in collegamento con l'Alma Center israeliano, cioè spiega, diciamo, Allora, passo dopo passo che cosa è accaduto. Sì, ieri abbiamo fatto questo incontro, in realtà era un briefing organizzato dal Jerusalem Press Association. L'Alma Center è un centro di ricerca, si definisce autonomo ed è diciamo diretto da Sarit Zaevi, che è anche un ufficiale superiore della riserva. Loro operano al confine tra Israele e Libano, quindi da un lato studiano la geopolitica come lo fa AGC, dall'altro lato monitorano tutto quello che fa Hezbollah, quindi hanno classificato, prima si parlava della decapitazione di Hezbollah e della, diciamo, uccisione di colui che ha organizzato l'ingresso. Per esempio il centro studi Alma Center ci dice che il leader faceva parte di una elite di Hezbollah che si chiama Radawan, e quindi loro si interessano di questa cosa. In questo briefing che abbiamo fatto ieri, siccome in questi giorni si è parlato tanto di UNIFIL e di tutto quello che è successo, non stiamo qui a dirlo, tanto ne hanno parlato. Ormai penso che l'abbiano capito tutti, quindi andiamo oltre, andiamo avanti. Andando oltre, Zarit ha fatto capire che loro vorrebbero da parte di UNIFIL un cambiamento da peacekeeping a peace enforcement, cioè passare da una dimensione di mantenimento della pace a, una volta stabilito che entrambi i gruppi, quindi Hezbollah da una parte e Israele dall'altra, non vogliono più spararsi,
in base al capitolo 7 dello Statuto delle Nazioni Unite, avere l'UNIFIL che dice: non vi dovete combattere, se lo fate interveniamo noi sparando, disarmando tutti i gruppi che sono armati. Ieri praticamente da Israele hanno fatto capire che vorrebbero questo da parte di UNIFIL, e questo si collega a quello che ha detto il generale adesso. Un conto è arrivare in un territorio. Posso dire che notizia di oggi, nell'area di Markaba c'è un asse di 3 città, ci sono stati diversi conflitti a fuoco tra Hezbollah e Israele. Esattamente come diceva il generale, nonostante queste, diciamo, quasi 2 settimane di intervento, Israele è andato in profondità a 2,5 chilometri ed è costretto a tornare indietro perché il mantenimento è un'altra storia. Quindi quello che ci hanno detto ieri è che vorrebbero da UNIFIL questo cambiamento di incarico, diciamo, da parte delle Nazioni Unite. È chiaro, hai spiegato il titolo alla notizia. Generale, che ne pensa? E poi un'altra domanda per lei. Generale, ci sente? Sì, la sento. Dicevo, ecco, Graziella ci ha spiegato la notizia e il titolo. Lei cosa ne pensa? E poi passiamo ad un altro capitolo, ad un'altra domanda. Ma il passaggio da un'operazione di peacekeeping a peace enforcing non è una cosa banale. Peace enforcing vuol dire imporre la pace. Attualmente il contingente internazionale di UNIFIL sono 11.000 uomini, è dotato di elicotteri, che sono elicotteri da trasporto, non elicotteri da combattimento, è dotato di anche quello italiano, di blindati Centauro, e poi naturalmente c'è l'armamento leggero, i mortai, l'armamento individuale e così via. Sono armi che servono soprattutto per la difesa, per l'autodifesa e per l'autodifesa allargata anche alla popolazione. Il compito di UNIFIL, al di là di quelle che possono essere le varie interpretazioni delle risoluzioni che sono state date fino adesso, era quello di esserci. Vede, una volta, se posso fare un esempio rispetto al passato, ai tempi della guerra fredda esisteva l'AMF. L'AMF era una forza di 5.000 uomini, una brigata più o meno, ed era una forza costituita da contingenti di tutti i paesi NATO. Questa forza veniva spostata una volta in Norvegia e una volta in Turchia, dove c'erano gli unici confini con l'Unione Sovietica, diretti fra NATO e Unione Sovietica. A cosa serviva l'AMF? A fermare un'eventuale invasione? No, serviva a dire ai russi: guardate che se ci schiacciate tutti i paesi della NATO, e a questo punto ci sarà la reazione. Il compito di UNIFIL, in maniera molto cinica, è quello di esserci e dire: guardate che se ci passate sopra, voi infrangete le regole dell'ONU, dopodiché ne dovrete subire le conseguenze. Dopodiché, che l'ONU sia in grado o meno di far pagare queste conseguenze è un altro discorso, però questo è quello a cui UNIFIL serve. E attualmente, e l'ha fatto per bene in questi anni, perché almeno dal 2006 ad oggi la zona fra il fiume Litani e la Blue Line, che sarebbe il confine provvisorio con Israele, è stata la zona forse più tranquilla del Medio Oriente. Non solo, i rapporti che ci sono stati frequenti fra libanesi e israeliani sotto egida dell'ONU, di UNIFIL, proprio in quel punto di confine sul mare che è stato colpito dagli israeliani, ha consentito di sminare il territorio, di mettere i blue barrel, quindi quelli che servono. Quindi ecco, questo per dire che appunto UNIFIL non è vero che non sia servito. Passare a un'operazione di peace enforcing vuol dire essere in condizioni di intervenire nei confronti di tutti. Noi normalmente, quando parliamo di questo, soprattutto nei nostri media, il retropensiero è: devono intervenire contro Hezbollah, perché Hezbollah spara su Israele. Però anche Israele viola costantemente, da sempre, lo spazio aereo libanese con i suoi aerei, e lo viola magari per colpire in Siria. Dobbiamo abbattere quindi anche gli aerei israeliani che violano lo spazio aereo libanese. Capisce? Passare da
peacekeeping, a peace enforcing, è un esercizio retorico soltanto, perché innescherebbe dei problemi di carattere politico-militari che non sono affrontabili. Non Che sono non sono affrontabili. affrontabili. Capisco perfettamente, capisco e capiamo che la realtà è sempre molto più complessa di quella che si dipinge, no, generale, per cui Sì. ecco perché il suo aiuto è prezioso. Il Washington Post stavolta rivela che l'attacco all'Iran ci sarà prima delle elezioni USA, o almeno si ipotizza questo. E mi fa pensare tutto ciò alle elezioni americane. Lei avrà sentito, è più di un rumors, le telefonate tra Trump e Putin e tra Biden e Netanyahu. Trump che, diciamo sembra quasi essere l'unico in grado in questo momento di, chiamare Putin, no, ci ricorda il Berlusconi di un tempo e quindi che si pone come, diciamo così, il mediatore, possibile, il tessitore di una pace, quindi garantisce ai suoi elettori la stabilità in questo senso e la pace. E poi, Bibi che, dice a Biden: "Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e quindi al nostro bene faremo il tutto per tutto." Ecco, tutto questo, generale, come si riverbera sulle elezioni USA? E stavo pensando anche a Kamala Harris che è andata a Fox News, no, e quindi che è anche un po' in ribasso, dicono così i sondaggi. E questo, diciamo, in direzione Trump. Come la vede lei? Sì, io direi che nei confronti delle elezioni americane ci sono molte aspettative che però potrebbero andare deluse. Anche loro fanno la campagna elettorale e in campagna elettorale tutti i politici mentono. Questa mi sembra che sia una costante. Certo è che Putin nei confronti della guerra in Ucraina ha preso delle posizioni molto forti, ma sarà in grado di tenere fede a quello che ha detto nel momento in cui diciamo il predominio statunitense nei confronti dell'Europa venisse messo a rischio da una sconfitta umiliante in Ucraina, perché se perde l'Ucraina in realtà perdono gli Stati Uniti, in realtà perde Perdiamo la anche noi, NATO. no, che ci abbiamo così tanto investito. Noi abbiamo investito tanto, secondo me noi perdiamo di più a continuarla questa guerra, perché è una guerra che mette a rischio la nostra sicurezza, mette a rischio, ha già intaccato le nostre possibilità economiche, avremmo dovuto farla chiudere subito, invece improvvisamente la nostra opinione pubblica è passata da un pacifismo ostentato, ideologico, acritico di sempre, è passata a un bellicismo spaventoso. Poi c'è il discorso invece del Medio Oriente. In Medio Oriente, quindi, se forse potrebbe esserci un cambiamento in Ucraina con la vittoria eventuale di Trump, bisogna vedere poi il Medio Oriente. In Medio Oriente Trump invece ha sposato delle posizioni molto più radicali a favore di Israele, quindi quello che ci si potrebbe aspettare, Trump è quello che ha fatto uccidere Soleimani a Baghdad, tanto per intenderci, il generale Soleimani iraniano. Quindi Trump non nasconde nei confronti dell'Iran una animosità che quindi potrebbe non portare dei grandi miglioramenti da un punto di vista della pace in Medio Oriente. Sì, tutti guardano a quelle elezioni, però ripeto, è un po' un'incognita quello che farà veramente chi vincerà. Ecco. È un po' un'incognita. Una sua, diciamo, lei cosa preconizza? Diciamocelo adesso qui. Ma cosa preconizzo? Se vincono i democratici, probabilmente le cose andranno avanti in questa maniera. Sostanzialmente l'Ucraina è destinata a perdere, però si continuerà ad alimentare la guerra, soprattutto a farla alimentare da noi europei. E se invece vincesse Trump e l'altra parte? Se vincesse Trump, probabilmente invece in Ucraina si potrebbero aprire delle finestre di opportunità, a meno che, ripeto, Trump non venga nel momento in cui rivestirà il ruolo della poltrona sulla quale si siede, non dicano no, dobbiamo continuare la guerra perché altrimenti l'umiliazione di una sconfitta sarebbe troppo grande. Però è anche vero che ha investito così tanto da un punto di vista dell'immagine nel fatto di essere in grado di cambiare la situazione in meglio, che forse farebbe qualcosa. In Medio Oriente invece io temo che la guerra andrà avanti, ma andrà avanti perché oltre agli interessi diretti e oltre alle ferite che ci si è fatti a partire dal 7 ottobre, ci sono degli approcci
addirittura di carattere escatologico, se vogliamo, addirittura di carattere religioso, da entrambe le parti. Ci sono israeliani che non nascondono l'idea, il sogno di un grande Israele, e che quanto sia grande questo Israele ancora non si è capito, se dall'Eufrate al Nilo oppure soltanto includendo il territorio libanese a sud del Litani e la Cisgiordania e Gaza, tanto per intenderci. Dall'altra parte c'è un'opposizione sempre più radicale, ed è sempre più radicale anche perché quello che è successo a Gaza, che anche in passato era successo, perché io ricordo un'operazione di tanti anni fa, si chiamava Piombo Fuso. Già il termine fa capire che cosa già allora ci si aspettava, però non c'era quella dovizia di immagini, di informazioni che trafilano adesso attraverso i media. Quindi ecco, il livello di scontro, di odio che si è venuto a creare fra le due parti è così forte che la situazione è veramente molto, molto complessa. Io temo che la si voglia risolvere militarmente, tirando gli americani in guerra, alzando la posta soprattutto contro l'Iran, ma questo sarebbe secondo me molto, molto pericoloso, ci attirerebbe in un gorgo noi stessi. In un vortice infernale senza fine. Poi chiudiamo, perché abbiamo pochi minuti, la Cina che accerca Taiwan. Graziella, tu avevi delle notizie su questo e poi ripassiamo la palla al generale e chiudiamo insieme. Ma io oggi, più che parlare della Cina, vorrei parlare delle iniziative del nostro amico Kim Jong-un, che ha bombardato quelle che sono le ferrovie al confine con il sud della Corea. In questo momento Kim Jong-un ha convocato il Consiglio sulla difesa e la sicurezza nazionale e aspettiamo quello che deciderà. Sappiamo che stanno per inviare truppe in Ucraina con la Russia contro Kiev, e quindi insomma questo forse è la notizia di oggi che viene da quella parte di mondo che colpisce di più. Per quanto riguarda la Cina e Taiwan, ci sono state delle esercitazioni dove la Cina ha fatto le prove per poter conquistare Taiwan, anche a seguito di una discussione tra il primo ministro di Taiwan e il ministro per gli esteri cinesi. Uno ha detto io ho il diritto di essere uno stato libero, e l'altro ha detto Taiwan è sempre stato cinese, tornerà ad essere cinese, però in questo momento le bocce sono ferme, mentre il fronte caldo è quello tra Corea del Nord e Corea del Sud. Ecco, generale, Graziello l'ha detto, ma diciamo un po' in maniera pop glielo dico, quello che ci spaventa a noi un po' tutti è il dragone, no? È la Cina. Quando si sente la Cina cerca Taiwan, era successo a maggio già un episodio del genere, dobbiamo aver paura di questo? Possiamo andare verso un'altra guerra? Beh sì, sicuramente come ha detto giustamente, come è stato detto giustamente adesso, fra Cina e Stati Uniti fra Cina e Taiwan ci sono approcci completamente diversi. Taiwan dice io sono libera, e la Cina dice no, tu sei parte nostra e quindi dovrai tornare sotto di noi. Taiwan è il paese che produce il più gran numero di semiconduttori, e quindi è strategico anche per la tecnologia occidentale. Non si può rinunciare, gli Stati Uniti non rinunceranno a Taiwan in maniera... quindi sicuramente è pericoloso. È pericoloso anche se diciamo egoisticamente è dall'altra parte del mondo, diciamo è nel Pacifico, è lontano da noi, forse siamo ancora nella dimensione, ci culiamo ancora nell'illusione che le guerre lontane da noi non ci sfiorino, non ci tocchino, invece non è così. E invece non è così. Certo è che quello che ci spaventa di più, che ci deve spaventare di più, che ci avrebbe dovuto spaventare di più dall'inizio, che non abbiamo fatto niente per fermare. Non abbiamo fatto niente, con lei lo avevamo detto anche nella scorsa puntata, tempo fa, generale. E c'è anche un sondaggio, proprio riferendomi a ciò che lei diceva, gli italiani sono ora molto più spaventati dalla guerra, che invece inizialmente sia il conflitto in Ucraina, sia questo conflitto del Medio Oriente in fiamme sembrava così lontano, perché hanno capito forse la portata di ciò
che sta accadendo, no? La Certo. portata anche oltre che ovviamente a livello umanitario, la grande tragedia che sta accadendo a Gaza, la grande tragedia che è accaduta ovviamente a Israele a causa di questo atto terroristico, e da lì tutto si è innescato, ma anche per i nostri portafogli, per i nostri soldi, cioè economicamente ciò che sta accadendo, e questo lo analizziamo sempre nella prima parte di questa trasmissione. Siamo arrivati alla fine, in fondo, io la saluto, la ringrazio per il suo prezioso contributo, grazie ancora. Grazie a lei. Grazie veramente per l'invito e grazie per l'interessante chiacchierata. È stato anche molto Bene, sono interessante quello contenta. che ci ha riferito la GC. La nostra analista anche, grazie al suo contributo. Graziella spesso ci accompagna per chiarire ancora di più cosa sta accadendo, e noi ci vediamo martedì prossimo, ore 16, con la Pop Economia e Rumore, sempre su Radio Libertà, sempre qui con voi per fare rumore insieme, per capire sempre meglio dove stiamo andando. Ciao e a martedì! Ciao, grazie a tutti. Avete ascoltato Pop Economia.